Giuseppe Sinesio, a 100 anni dalla sua nascita, è stato ricordato alla Camera dei Deputati. Sinesio, a cui la nostra emittente ha dedicato nei giorni scorsi uno speciale, è stato un politico di altri tempi, apprezzato dalla gente per il suo modo di agire e tenere i contatti. Ed è per questo che ancora oggi viene ricordato con grande stima. Vediamo. Anche la Camera dei Deputati ha voluto ricordare la figura dell'onorevole Giuseppe Sinesio, empedoclino di nascita, che ha compiuto proprio 100 anni, il giorno 18 maggio 1921. A ricordarlo in aula è stata la parlamentare di Forza Italia, onorevole Maria Tripodi, che ha sottolineato come lo stesso onorevole Sinesio sia stato più volte sottosegretario di Stato al Tesoro e all'Industria e un autorevolissimo membro della Democrazia Cristiana Siciliana, una figura, a detta della parlamentare Tripodi, che è stata importante per la Repubblica e per tutto il Sud. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, qualche giorno fa è ricorso il centenario della nascita di Giuseppe Sinesio, avvenuta a Porto Empedocle il 18 maggio del 1921. Sindaco, senatore, Cavaliere della Repubblica e membro di quest'Aula per ben 8 legislature. Più volte sottosegretario di Stato al Tesoro e all'Industria, autorevolissimo membro della Democrazia Cristiana, uomo di grande valore. E figlio, signor Presidente, di quella raffinata e solida cultura meridionale, spesso rimpianta in tempi di approssimazione. È doveroso, Presidente, e mi avvio alle conclusioni, ricordare qui oggi una figura importante per la Repubblica e per tutto il Sud. Prendo a prestito le parole di Indro Montanelli e mi piace ricordare qui che un popolo che non conosce il proprio passato non saprà nulla del proprio presente.